Ed ora parliamo di turismo. Gli stati generali degli albergatori della costa veneziana si sono riuniti a Jesolo per discutere del futuro del turismo nel nostro territorio. Il turismo è uno dei settori su cui puntare anche per superare la crisi. In particolare va valorizzato e rilanciato quello della costa veneziana. Ecco perché gli albergatori insieme alla provincia si sono riuniti a Jesolo per capire insieme come affrontare le sfide di mercato anche dopo i buoni numeri della stagione estiva. La nostra richiesta, la esplicheremo magari meglio successivamente, però è quella di creare le condizioni di un rating specifico per il settore del turismo. Un rating che abbia a tenere in considerazione la particolarità di questo settore economico che in una dinamica di alberghi aperti tutto l'anno deve avere una visione fatta in una certa maniera, ma negli alberghi stagionali, e noi nella provincia di Venezia rappresentiamo la stragrande maggioranza del turismo, devono essere considerate quella parte di periodo in cui gli alberghi sono chiusi. In questo momento il rating delle banche non lo considera. I dati testimoniano come nelle realtà balneari venete ci sia un gran numero di presenze, con 800 strutture poco utilizzate perché ancora manca un sistema di rete. Dobbiamo lavorare secondo un metodo diverso, cioè quella sinergia fra pubblico, privato, categorie è fondamentale sicuramente per allungare la stagionalità, ma anche per promuovere un territorio che oggi, unito a tutte le ricchezze che ha come territorio di Venezia, insomma Venezia è tra le capitali culturali al mondo e oggi è in attesa di poter essere, promossa per essere capitale della cultura, e quindi cultura, ambiente, fiumi, laghi sono delle opportunità straordinarie.